Buona giornata, bentrovati. Allora, ultimo giorno della settimana, ma anche primo giorno di marzo, 1° marzo 2019. Mirko Villanova in studio, www.venetoglobe.com, la nostra web tv per le produzioni che vedete, che scoprite anche sul canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia di Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia che si prende e si vede, meglio dire, anche in tutta l'Emilia Romagna e parte delle Marche. Andiamo subito a vedere le principali notizie di oggi per terminare questa settimana. Purtroppo la terminiamo con la tristezza e lo scoramento che arriva dal Nanga Parbat, dove purtroppo non ci sono ancora buone notizie sull'alpinista italiano Nardi. È lo stesso posto dove è morto il fratello di Messner anni fa. Le ricerche continuano dal cielo e dalla terra con l'ausilio, per quanto riguarda il cielo, di molti droni. Ieri parlavamo del volo a 200 all'ora di Vettel, mentre oggi parliamo del tempone, è proprio il caso di dirlo, di Leclerc, che ha messo in riga niente poco di meno che Hamilton, abbassando il tempo di quasi un secondo. Dopo il successo memorabile con il Leicester di alcuni anni fa, per Ranieri è arrivato purtroppo l'esonero dal Fulham, dove dopo 7 KO in 8 partite giocate esce di scena appunto Ranieri con il suo solito stile, comunque ringraziando tutti. Andiamo a parlare di Serie A italiana. La prossima giornata di campionato va ad iniziare questa sera con il match tra Cagliari ed Inter. Oggi comincia anche la 27esima giornata per quanto riguarda la Serie B, per quanto concerne le partite, Foggia-Cosenza per la giornata odierna, domani sabato Brescia-Cittadella, scendono in campo le Venete, Padova-Crotone e poi domenica il derbissimo tra Verona e Venezia, Grosso e Valterzenga che si affrontano da una parte all'altra delle due panchine. Serie D, Girone C, 26esima giornata, il tabellino comprende Belluno Clodiense, Campodarsego Anzicampo, Cartigliano Levico Terme, Ciarlins Muzzane Union Feltre, Delta Calcio Rovigo Este, San Donà Montebelluna, Tamai San Giorgen e Trento Adriese, con il Montebelluna chiamato a raccogliere punti o cercare di raccoglierli a San Donà, campo difficilissimo. In eccellenza, Girone B, siamo anche qui alla 26esima giornata, questo è il tabellino, Lia Piave Giorgione, Luparense Vittorio Falme, che sono le due partite che interessano le prime due della classe, Nervesa Union QDP, Porto Mansuè Mestre, Real Martellago Eclisse Careni Pivigina, Tombolo Calvinoale, Treviso Liventina, si giocherà a Silea perché il Treviso non potrà più giocare in quel del Tenni, Union San Giorgio Sedico contro Union Pro Riposa Listrana. In promozione le nostre telecamere si sposteranno nel campionato di promozione giunto alla sua 23esima giornata e domenica saremo a Villorba per seguire Villorba Prodeco Montello, seconda della classe impegnata nella lotta per salire in eccellenza contro il Portogruaro. Lasciamo il calcio, passiamo al basket, cominciamo dal basket femminile perché siamo alla Final 8 a San Martino di Lupari nel Padovano, dove si iniziano oggi con le gare dei quarti di finale Ragusa-Vigarano, Schio-Lucca per quanto riguarda la prima veneta, poi Broni-Sesto San Giovanni e poi il derby fratricida tra due squadre appunto venete che sono l'Umana Reyer Venezia ed il San Martino di Lupari, si gioca a San Martino di Lupari. Treviso Basket Treviso invece impegnata nelle Marche per pensare alla Coppa Italia che andrà in scena proprio da oggi a Porto San Giorgio. La De Longhi Treviso Basket contro il Benacquista Latina è una partita che Max Menetti aveva inquadrato così. Andiamo a sentirlo. Partiamo con questa bella parentesi all'interno prima del rush finale della regular season. Beh, niente, insomma, domani partiamo per le Marche sicuramente con la voglia di fare qualcosa di bello, ecco, questo sicuramente. Parliamo dall'inizio dell'anno che parliamo di mentalità e una manifestazione di questo genere non può essere un motore o quantomeno uno strumento per migliorarla, quindi mentalità vuol dire giocare con una mentalità che vorrebbe essere una mentalità vincente e quindi quando parti per una manifestazione del genere
vuoi partire con l'idea di provare a fare strada, naturalmente. È una partita, sono partite, la prima partita è una partita che non ha risultati se non quello della vittoria, quindi naturalmente bisogna semplicemente concentrarsi sulla prima partita per quanto riguarda l'emotività, per quanto riguarda la parte tecnica, senza pensare che ci sia un domani. È evidente che ci piacerebbe molto riuscire a farne quantomeno 3, insomma, con 3 partite su 3 vinte e porti a casa la Coppa. Quindi questo è il nostro grande sogno e anche la nostra anche volontà, proprio per quello che ho detto. Non per una questione di ansie o perché ci siano delle motivazioni particolari, al di là di questo, della volontà proprio di costruire, di vincere e vincendo imparare a vincere. Ecco, e soprattutto in una squadra come la nostra che vuole fare la protagonista nei playoff. Quindi non abbiamo avuto problemi particolari in settimana, abbiamo solo Logan che ha avuto un problema gastrointestinale ieri, ma già oggi dovrebbe essere con noi, quindi problemi su di lui speriamo proprio che non ce ne siano e non credo proprio che non ce ne saranno, e il resto della squadra sta bene. Quindi oggi facciamo l'ultimamento e domani si scende nelle Marche. Il domani naturalmente era riferito all'oggi e allora già naturalmente in campo la formazione di Treviso, che mi sono piaciute le parole di Max Menetti che ha parlato chiaro: 3 partite, 3 vittorie, portare a casa la Coppa, insomma vedremo quello che succederà. Andiamo in A2 femminile invece, a Ponzano precisamente, dove al Palacicognes è stata questa gara contro Moncalieri molto molto bella, difficile da dimenticare, durerà per tempo, 83-82, grande prestazione di Ciabattoni ma anche grande prestazione finalmente di Gloria Vian. La ascoltiamo e con lei anche il DS. Gloria, siamo qui in diretta, partita incredibile, ce l'avete messa tutta e avete portato a casa una vittoria entusiasmante grazie anche ad Alex Ciabattoni, alla tua prestazione e a quella di Giulia. Sicuramente Alex ha dato proprio una svolta a questa squadra come entusiasmo, esperienza, testa, talento, tutto. Noi siamo state bravissime a integrarla subito e a correre dietro e non mollare mai. Per fortuna appunto non è solo Alex, ma è Giulia che mette il suo mattone, Giada, Zek, tutti, Johnny in difesa. Tutte noi facciamo il nostro passo nel complesso. Allora, oggi Ponzano ha scoperto Alex Ciabattoni. Allora, Alex Ciabattoni, c'è la tua firma su questo arrivo qui, diamo anche merito alla squadra, al coach di averla inserita bene, però questa è un'altra Ponzano. È stranissimo il basket perché con un elemento cambia tutto. In realtà lei ha portato sicurezza alla squadra, diciamo che le compagne sono state bravissime comunque a metterla a suo agio e quindi è una giocatrice di un altro livello fondamentalmente, quindi vista l'amicizia e la collaborazione con Reyer abbiamo assolutamente fatto un colpo straordinario che ce lo teniamo ben stretto. Terza vittoria consecutiva, quelle con Varese e Marghera erano importanti per la lotta salvezza perché sono, diciamo, avversarie dirette. Questa Moncalieri era di un'altra categoria e Ponzano però è riuscita a vincere. Beh, Moncalieri è uno squadrone assolutamente da alta classifica e fondamentalmente fa un altro campionato rispetto a noi. È chiaro che a noi questa vittoria ci serviva assolutamente per prendere fiducia e per avere oggi la convinzione che possiamo giocarcela con tutti, quindi il risultato ha un valore inestimabile. Intervista era di Matteo Valente, grazie, complimenti a Gloria Vian e al DS Pizzolon del Ponzano femminile A2. In Serie B invece Rucker Sanve si giocherà sabato 9 marzo in casa al Palasystem di Saccon di San Vendemiano. E allora gli occhi oggi erano puntati sull'Imoco Volley Conegliano ma sul sorteggio in Lussemburgo che abbinava e avrebbe abbinato appunto l'Imoco Conegliano a una delle 3 turche oppure a Novara. È arrivato il sorteggio e allora questi sono gli abbinamenti: Stuttgart-Novara,
Moscov contro Istanbul Vakıbank, Scandicci Fenerbahce di Istanbul e Imoko Eczacıbaşı di Istanbul. Quindi l'Imoko Volley Conegliano affronterà 12, 13 o 14 marzo alla Palaverde le turche, il ritorno in Turchia il 20 o il 21 sempre di marzo. Vi ricordiamo che è una squadra, uno squadrone insomma con la Boskovic, serba, campione del mondo, allenata da un brasiliano questa squadra, Motta, e tra l'altro nella squadra c'è l'ex Pantera Gibbemeyer, quindi in bocca al lupo alla formazione di Daniele Santarelli, che comunque salta e non dovrà incontrare ed essere fratricida, come si suol dire, tra Novara e Scandicci, Scandicci che affronta l'Istanbul, il Fenerbahce di Istanbul. Chiudiamo con Benetton e siamo al rugby. Sabato a Monigo altra splendida vittoria 57-7 che non dimenticheremo per tanto tempo contro i Dragons. Adesso arriva Edimburgo, sarà una partita verità perché stessi punti, stessi obiettivi, e allora anche Marco Barbini dice e racconta come dovrà essere questa partita. Allora, finito l'allenamento, parliamo di questa gara contro i Dragons, 57-7, insomma mi pare bene, no? Sì, sicuramente una prestazione ottima dei ragazzi, era quello che volevamo, i 5 punti in casa contro Dragons per l'obiettivo che ci siamo preposti a inizio anno. Era il minimo, però questi sopra i 50 punti sono stati una cosa fantastica, una bella festa, una bella giornata, quindi contenti. Ho giocato poco, diciamo che ormai la partita era chiusa, però sono stato contento di aver dato qualcosa comunque a questa vittoria, essere tornato comunque nel giro della squadra, un'ottima prestazione da parte di tutti. Sì, diciamo che questo periodo è un po' con doppio particolare, che si può andare su e giù, ogni tanto si torna, ogni tanto si resta, però il lavoro comunque è simile da tutte le parti, abbiamo un'ottima organizzazione, una ottima collaborazione che ti permette di essere sempre a conoscenza del proprio ruolo, scusate, e quindi positiva. Abbiamo il solito invito a Monigo? Venite, siete il solito, si dice spesso, però è il 16° giocatore in campo, è il pubblico con questo nuovo stadio più ampio, quindi vi aspettiamo in molti e che ci date sempre una mano. E questo è l'appello della terza linea. Marco Barbini, non mancate a Monigo, domani pomeriggio inizio fissato alle ore 16. È tutto, ci fermiamo qui, il weekend sta per iniziare, noi lunedì vi racconteremo quello che sarà successo. Buon weekend a tutti!